Oggi in Consiglio dei Ministri il nodo flat tax, nuovo mal di pancia all'interno dell'esecutivo giallo-verde alle prese con il documento di economia e finanza. E sono proprio i temi economici a creare nelle ultime settimane i maggiori dissapori tra i due vice premier. Una situazione che secondo le opposizioni non fa bene alla crescita del paese. Ci aspettavamo soprattutto nel nord-est e per le imprese un abbassamento importante della tassazione. In realtà quello che è stato fatto è stato soltanto quota 100 e soprattutto reddito di cittadinanza, che sono delle misure assistenzialiste che però non aiutano le imprese a creare lavoro. Per molti esponenti del centro-sinistra questo governo non avrà lunga vita e anche secondo Alessandra Moretti i segnali che arrivano dalle piazze sembrano andare in questa direzione. Io credo che le piazze, soprattutto questa mobilitazione importante sull'ambiente, sui temi economici, sulle grandi infrastrutture, è da stimolo e ci fa ben sperare. In questo scenario il Partito Democratico non sta alla finestra ma piuttosto scalda i motori in vista delle europee che potrebbero essere uno spartiacque significativo. Il PD si sta riorganizzando, abbiamo la battaglia e la sfida delle prossime europee e credo che lì si giocherà tantissimo del futuro del Veneto e anche del nostro Paese per non isolarlo rispetto a tutti gli altri partner europei.